Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, andiamo a leggere un attimo i messaggi. Mi sembrano passati anni dall'ultima volta che ho sentito un po' di calore, non mi aspetto che mi scriva. Mi basterebbe sapere che intanto mi pensa. Le righe successive sono state cancellate. Lui deve ritornare. Seguono altre righe cancellate con rabbia. Gli ho scritto un'altra lettera, questa sarà l'ultima. Molto molto bene. Dopo abbiamo enciclopedia, ne abbiamo trovato intruso vorticoso e hanno avuto una bella fantasia per farlo, dico la verità. Allora, le domande sono sempre quelle ragazzi. Se mi dite, qualcuno mi ha scritto che il cane va da una geologa, mi sembra qualcosa del genere, e dopo ci sono gli altri due, il carillon e la cintura, che non so dove vadano. Cantiere, Ah, qualcosa da riparare? No, molto bene. Bene, proseguiamo, andiamo alla ricerca. Il nostro faro che si vede da in lontananza. Andiamo dentro a avventurarci e vediamo cosa troviamo. Sicuramente un mucchio di pesci nuovi, tipo questo, mai visto. Anguglia. Va bene. Ah, 4 posti occupa. Ah, bello, bello grosso. Un metro 82. È una specie di pesce siluro allora. Esaurito, va bene. Andiamo avanti. Qui c'è qualcosa? Si può guardare, si può... No, solo scafo danneggiato, molto bene. Qua cosa abbiamo? Anche questi, mai visti, nuovi. Tarpo... Tarpone. Una piccola rottura del scafo, niente di eccezionale. Con poco ce la caviamo, sarà una trentina di dollari, dai. Esaurita. Dopo ce n'era un'altra qui. Ah, qui c'è un tesoro. Un altro monocolo rotto. Poi c'è questo qua. No, torniamo un attimo. C'era questo qui. E questo ho mai visto. Muggine attorcigliato. E lo mettiamo qui. Ah, ma dobbiamo ritornare indietro perché qua siamo pieni di roba. Un altro c'è, anche se lo metto così non cambia niente. Un altro possiamo pescarne. Ah, guarda, c'è anche quello. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Molto bene. Trofeo. 89 centimetri, quasi 90. È bello. Ah no, ce ne sta un altro pesce là. Adesso ho visto. Ecco qua, basta. Allora, sono le 7 di sera. Io direi di tornare. Aspetta che qua è facile perdersi. No, devo andare esattamente dall'altra parte. Per di qui. Là c'è qualcosa, però... Vabbè. Aspetta un attimo, prima voglio andare a depositare un po' di roba. Mercato del pesce. Dammi vedo nella mia cabina. Esiste forse qualcosa di meglio? Bah, c'è sempre di meglio, dicono, quindi.
Allora, vendiamo tutto molto bene. Noi andiamo al cantiere. Va, 30, come avevo detto. Dopo c'era questo qui, eccolo qua. Sì, abbondante, molto bene. C'è quell'occhio lì che mi sta dando qualche problemino. Scarsa. Muggine scintillante. È ora di andare a riposare qui. Allora, intanto mercato del pesce perché è fresco, via. 114,51, molto bene. Riposa. Cabina, enciclopedia, va bene. Abbiamo trovato due, sia di giorno che di notte questo, bene. Canna e rete. E no, io volevo andare cantiere, intanto ne ha uno solo, però lo prendiamo. E quasi, no, quasi niente. Questo qui non so cosa sia, l'ho pescato nell'ultimo episodio, ma mettiamo il magazzino intanto. E quant'è che costa questo che non mi ricordo? Ah, 36, non costa tanto. Che non ci troviamo per caso. Allora adesso andiamo per di qui allora. Mi sa che oggi facciamo ben poco. Mi sa che andiamo quasi praticamente solo a pesca e al limite vediamo se c'è qualcosa da far esplodere e via dicendo. Intanto andiamo in esplorazione. Esaurita, molto bene. Ma ce n'è un'altra qui, quindi questo è il nuovo, mi sa, non l'ho mai, no. Sergente maggiore, l'abbiamo pescato prima, vero? Peschiamo il più possibile, sondiamo bene i mari. No, aspetta un attimo. Eccola, esaurita. C'è qualcos'altro da pescare qui in zona, vediamo. Sì, eccolo qui, guarda. No, era giusto. Quello là è un brutto coso. Ce ne sta forse un altro. Qua, basta. Allora io direi in qualche maniera di ritornare a casa. Qua cosa abbiamo? Un pesce mai visto. Proviamo a pescarne uno? Ma no, è troppo lungo, non ci sta.
Ah, niente, lo scartiamo. E adesso devo andare subito per di qui e poi dentro per di qua, giusto? E dovrebbe trovarsi dietro qui. Non conosco bene la zona, quindi mercato del pesce, sì, va bene, lo stesso prezzo. Beh, 360 intanto ce li siamo fatti. Poi andiamo, cantiere, vediamo se hanno... No, non me le ha ancora. Allora, ricerca. Ci manca un altro pezzo. Ce l'ha adesso magari. Cantiere magari per qualche strano motivo. No. Allora, riposa. C'è qua? No, non c'è niente di rotto. Adesso proviamo ad andare più all'esterno. Peschiamo. Peschiamo il pescabile. Qui non si può passare, là si può pescare, però questo qui è nuovo. No, tarpone. Qua diventiamo, è la volta buona che diventiamo milionari. Sì, ma esaurita. Qui c'è un altro da pescare, molto bene. Questo adesso vediamo se l'abbiamo già preso una volta. Sì, l'abbiamo già preso. Questo lo incastro qui. Esaurita. Continuiamo a pescare. Troveremo qualcosa prima o dopo, qualche persona, non so, qualcosa da mandare avanti la baracca, presumo. Ce ne stanno ancora? Sì, va uno. Dai che ce la facciamo anche questa volta. Basta, non ci sta più niente. Allora ritorniamo indietro. Ma è un'idea mia o queste piazzole, diciamo così, queste chiattere si chiamano, fanno sempre meno luce, o sbaglio? Quanto guadagniamo? 430 qui. Vediamo se... Vedi, ce l'ha procurato, bene. Potrebbe essere anche uno al giorno per quello.
Intanto sblocchiamo questo. Ora disponibile mulinello profondo. Cantiere. Questa occupa 4 posti però. Abissale. Ce l'ho io abissale, non me li ricordo. No, mi manca solo quello. Intanto cosa manca? Allora, beh, intanto lo lasciamo lì. Mi manca solo i motori, mi mancano praticamente, sì. Mi mancano 3 pezzi qua e poi ho fatto tutto. Va bene. E oggi proviamo a avventurarci un po' più in dentro, visto che eravamo arrivati a un tot. Proviamo ad andare. No, quello lì è una brutta cosa, mi sa. No, ungulata. Allora, bene, perfetto. Qui proviamo ad andare. Ma c'era un posto da fermarsi. Questo qui. Però prima volevo andare a vedere qua. Ah, ma l'abbiamo già fatto. Allora, no, dobbiamo andare. Torniamo. No, quello là non mi piace neanche un pochino. E per di qui, no, è esattamente dalla parte opposta. Siamo dei marinai espertissimi, non ci perdiamo mai. No, devo tornare indietro. No, ma scusa un attimo. No, e per di qua. Qua c'è un'altra bottiglia. E che cazzo, l'avevo appena messo giù l'esplosivo, sì. Ah, la mia solita fortuna. Non so cosa sia, ma lo peschiamo lo stesso. Là c'è una cosa che brilla. Vabbè. Siamo giusti? No. Siamo giusti un cazzo? Dobbiamo andare dall'altra parte?
Guardaci dentro. Dopo guarderò che cos'è. Qui cosa abbiamo? Pezzi di ricambio, sì, vabbè. Dobbiamo andare Pontone Traballante. Vabbè. Stiamo dietro la costa e in teoria il problema è risolto. In teoria. Dopo di teorico c'è ben poco, aggiungerei. Una medaglia, va bene. Ah, siamo proprio nell'isola. È giusto. Un po' più. Ah, eccolo là. Ricerca. Motori. Ce ne mancano due, molto bene. Dopo abbiamo mio magazzino. Devo mettere giù questo, questo e questo. E anche questo. E devo prendere, me ne prendo un paio almeno. Non mi tocca tornare indietro per un esplosivo. Molto bene, allora dormiamo. Adesso dobbiamo andare praticamente dobbiamo andare dentro qui. Per di qui Ah, eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui. Un omone ti osserva attraverso le nuvole di fumo provocate da un falò, mentre intaglia pigramente un paletto di legno. Accosti e arriva, te lo trovi davanti. Salve straniero, a giudicare la tua espressione devi aver già incontrato quei bastardi, siediti. Lo assecondi sedendoti con lui vicino al fuoco. Sto cercando di eliminarli da questa giungla maledetta da quando siamo naufragati qui. Ragazzi li chiamavano succhiacervelli poiché, condizione gli elementi altrui. Ci hanno costretti a vedere strane cose e a fare strane cose. Ti chiederò di portarmi via da qui, ma prima devo vendicare il mio squadrone. Cosa gli è successo? Alcuni di noi sono precipitati nella nebbia, finendo schiantati contro gli alberi o risucchiati nelle acque. I sopravvissuti si sono radunati qui, sotto i rami di quest'albero gigante. Purtroppo non ci hanno portati molto, prima che potessimo arrivare gli aiuti. I nostri numeri sono calati in fretta, le creature malvagie della foresta ci hanno decimati. Ho incontrato molti sedicenti soccorritori in questi anni, ma nessuno ha mai avuto aiutare a vendicarmi. Tu? Va bene. Sapevo che ti saresti tirato indietro. Te lo si vede negli occhi. Allora, innanzitutto dobbiamo trovare i pezzi del mortaio del mio squadrone. Li useremo per bombardare quelle bestie.
Gli altri aerei si sono schierati a nord e a est rispetto alla nostra posizione attuale. Segnala i potenziali luoghi di incidenti della tua mappa, così potrai andare a vedere cosa puoi recuperare. Mm. Come onorerai i tuoi compagni? Ho appena ho appeso alcuni dei loro piastrini sull'albero dietro di me. Mi sembra che la cosa più giusta da fare. Cazzo, li ho presi io. Non ho potuto metterci solo quelli dei ragazzi che, sai, non ho trovato tutti i corpi. Se mai tu riuscissi a trovare altri piastrini potrai aggiungere l'albero assieme a quelli dei loro fratelli. Una serie di congegni meccanici che potrebbero tornarti utili. Ecco, tieni questo. Come segno di buona fede tendrò altri per ogni pastiera che mi porterai. Non è un problema perché ti servono i piastrini, i compagni caduti da ti darò. Naufragi no, tutto ciò che finisce qui viene subito inghiottito dalla melma. Mm. Sono creature demoniache fino al midollo, ti pettinano per poi emergere improvvisamente dall'acqua, intonando il loro canto terrificante. La prima volta che mi hanno beccato ho visto ombre dei miei compagni. Cercavano di mettersi in contatto con me in un sogno delirante. O quando mi sono svegliato ero ricoperto di graffi e tagli. Devono avermi comandato di correre tra i cespugli. Da quel momento ho fatto il possibile per evitarli. I loro sensi si basano sul movimento, quindi muoviti con cautela. Aviatore. Ma io ho delle piastrine, cioè... intanto montiamo il pezzo qui. Molto bene. Poi il mio magazzino. Attività, vabbè. Cerca i cimeli. Ho trovato un carillon. Sto qua è il collezionista. Sull'isola di Rocca Nera, Trova la collana. Va bene, abbiamo anche qui il nostro bel da fare. Molto bene. Dove sono? Mi sa che li abbiamo già trovati tutti ora. Mi sa che abbiamo già trovato i pezzi. Sì, ma il mio magazzino, cabina, e abbiamo il messaggio, va bene, ecco qua. Ricevuta gli Acera, Orafo e figlio, numero 27, Midoglia Minore, 22 dicembre 1926. Ricevuta la somma di $50 e 0 centesimi, in cambio di una collana d'argento con smeraldi su montatura d'argento. Note aggiuntive: ricevi ulteriori $3 per un'incisione personalizzata sul rovescio della montatura. Il cliente tornerà domani, 23 dicembre, a prenderlo. Nell'incisione c'è scritto a J, luce dei miei occhi. Invece questo Dio va bene. Questa qui allora è. Allora, il mio magazzino. Questo qui è un pezzo di mortaio. Base del mortaio. E questo qui che è cosa? Una lunga. Il puntamento. Che sarà sempre del mortaio probabilmente.
beh, non manca niente. Ora mentre lo assemblo il mortaio tu puoi iniziare con la fase successiva del piano. Avrai notato che qualche congegno nelle lagune qui attorno ho costruito queste trappe per i suoi cacciavelli. Dobbiamo soltanto tirarli verso di esse. Una volta intrappolati posso bombardarli con il nostro nuovo mortaio. Sarà il loro fine di basta incubi. Ti segnerò le posizioni per le trappole sulla mappa. Intesi? Capisco. Poi che si fa? Dobbiamo produrre 3 esche speciali con diverse combinazioni di pesci. Prima esca. Queste... Oh sì. Ok, questa ha bisogno di 3 pesci che abitano in queste zone. Va bene. Seconda esca invece cosa abbiamo? Questo qua non ho ancora pescato e anche questo. Molto bene. E l'ultima esca cos'è? L'abbiamo pescata? Manco per il cazzo. Dove posiziono l'esca? È una trappe costruita nelle lagune, sono indicate sulla mappa. Per il momento è tutto. Allora, va bene, andiamo a pesca e andiamo alla ricerca. Questo va bene, ce ne servono 2 e quindi tutto bene. Boh. Allora questa l'abbiamo fatta. Ma vai a quel paese. Beh, ma oh. Cos'è che ho rotto? Beh, almeno non ho perso il pesce. Allora, aviatore. Allora, la prima esca è quella qui. Posizioni una trappola e poi allontanati da lì. Una volta scattate le trappole, sparo col mortaio, sicuro di portarmi la prova. No. Allora, la più vicina è qui davanti. Giusto qua in mezzo. Com'è che si fa che... Ah, questo qua magari è...
Molto bene, il resto della carcassa affonda e scompare dalla vista. Allora, allora andiamo, portiamo il pezzo a Mister Simpatia lì. Guardi qui. No, è esattamente per di là. Ho detto che siamo marinai esperti. Consegna il mucchio di brandelli di carne dell'aviatore, è quasi irriconoscibile, ma entrambi non avete dubbi sulla sua provenienza. Beh, l'uomo punzecchia col coltello analizzando la carne gommosa, all'aria soddisfatta. Sì, è una di quelle bestie, finalmente facciamo progressi, ma abbiamo ancora da fare. Le trappole. La seconda esca. Che uno, vabbè, no, mi segna che non so neanche che roba sia. Allora, va bene, allora facciamo una robetta di sto genere. Torniamo a casa. Torniamo dalla nostra, come si chiama? Della nostra, ecco qua, ponte proprio, è proprio qui vicino, guarda. Che metto a posto un po' di roba intanto. Mercato del pesce, ho qualcosa? No. Ho solo da mettere a posto. Ci serve un pesce che abbiamo già. Uno è questo qui. Bene, esaurita. Adesso ci manca l'altro pesce. Anguilla pinna lunga. Mi sa che questo qui, quello che cerca, che non avevamo ancora visto. Anguille gemelle. Che sia un'aberrazione? Probabile. Basta, non ci sta più niente. Non risponde. Ah, vedi qua c'è. Ah, ma è enorme, eh.
Facciamo una robetta di sto genere. Perché sto qua mi serve. Potrei scartare questo. Vediamo come metterli, ma non è che ci siano proprio tantissime soluzioni, eh. Cioè, se non è una e l'altra è... Ah, ecco qua, guarda. Qua invece cosa abbiamo? Ah, no, ma ce la facciamo. Sto casino lì. Adesso ritorniamo dal nostro amico. Non è tantissima roba, ma oh, adesso ce lo dai. Basta, non ci sta più niente. Allora dobbiamo ritornare qua. Facciamo il giro. Piano piano impariamo anche la zona, eh. Aviatore. Vediamo, seconda esca, dovrei aver... No. Ci manca questo che non so che roba sia. Va bene. Ultima esca invece ci serve questi qua. Giusto? Sì, perfetto. Adesso devo metterlo tutto in... Va bene. Perfetto. Però io vorrei la seconda esca. No, non è questo. No, infatti è troppo grande. Prima di... No, devo andare a vendere il pesce prima che diventi marcio. Poi andiamo a posizionare. Guardi qui, eh? No. Andiamo a vendere qui 4 pesciolini che abbiamo preso. Questo lo mettiamo a magazzino. E cos'è che volevo fare io? Ah sì, cantiere. Questo qui, esatto. Motore, eccola qua.
Cantiere. Per mettere su il motore a idrogetto, che sarebbe questo. Dal motore a idrogetto e quello là. Bestia, va che è una meraviglia. Allora andiamo, beh, siamo più vicini a questo qui. Questo no, è dentro per di qua. Molto bene, e anche questa l'abbiamo fatta. Ci manca solo quel pesce là che non so dove sia, che non so neanche. Beh, qui tiriamo su, non si sa mai. Che sia qua magari, no. Questo pezzi di legno. Dobbiamo andare dal nostro amico, allora dobbiamo andare giù per di qui. No, siamo fuori da. No, siamo dritto invece. Qua? No, non è quello che cerco io. Ho la carcassa, va bene. -1, secondo i miei calcoli rimane ancora una bestia, finiamo il lavoro. La seconda esca mi manca, che c'è questo pesciolone qui che non so di preciso dove andare a prenderlo. Allora io ragazzi, quasi quasi farei una robetta di sto genere. Allora intanto mi riposo. Niente, io vi saluto, come sempre, cabina, attività, sì. Sì, mi manca l'ultima cosa praticamente. Il cane è smarrito. Abbandonato il bacino stellare, sembra un randaggio, vabbè.
Devo consegnare un grongo in putrefazione. Al centro delle scogliere burrascose. Bah, faremo anche quello con calma, ragazzi, un po' alla volta. No, io volevo l'enciclopedia, eh, per andare alla ricerca. Dovrebbe essere questo qua, abissale. Era questo qui. Aspettate che voglio ricontrollare. Sembra quello, ma non ne sono proprio completamente sicuro. È il mio magazzino. Enciclopedia. No, non è quello perché ha i baffi. Oceanico, oceanico. Sì, beh, ma ce ne manca di roba qua. Hai voglia? Io vorrei tanto sapere dove trovare quel brutto bestione lì che stiamo cercando, che non ho idea dove sia. Non ne ho idea, neanche lo vedo, e quello è il punto. No, non è... perché noi siamo... Mi dimentico sempre. A spiaggia storta siamo. Il mio magazzino. Cabina. Enciclopedia. Spiaggia storta. Non lo vedo, cioè non capisco che pesce ha voglia. No, non è questo. Vabbè ragazzi, guarderò. Vabbè, come sempre vi ringrazio della visualizzazione. Vi ricordo sempre di lasciare un bel like, di commentare, condividere, ma soprattutto di iscrivervi. Grazie ancora per la visualizzazione, a presto da Joker Gaming.